per fare chiarezza sullo scontro tra Vaporetti. Al vaglio le immagini della polizia locale, sarà presente anche la Capitaneria di Porto. Bimbo di 6 anni positivo al Covid muore per una severa crisi respiratoria. Il risultato positivo all'ospedale di Chioggia. L'ULSS 3 avvia una verifica sugli accessi recenti del bambino presso la struttura. Corteo acqueo stamane a Venezia contro il passaggio delle grandi navi e contro nuovi scavi in laguna. I comitati ambientalisti annunciano una nuova manifestazione alle Zattere a fine maggio. Si è esibito in uno spogliarello durante la festa della donna ed ora un agente della polizia locale di Venezia finirà davanti alla commissione disciplinare. Veglia silenziosa delle donne in nero del Milanese e della Riviera del Brenta. Dopo anni di silenzio il gruppo ha deciso di riunirsi per manifestare pacificamente contro la guerra. Al Lido parte una raccolta di firme per salvare la capanna artigianale, costata una denuncia penale al pensionato ottantenne che l'ha realizzata per far divertire i bambini. Basket, coach del Raffaele suona la carica in vista delle ultime 2 partite della regular season. L'obiettivo del Reyer è chiudere la stagione mantenendo il 4° posto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. In primo piano naturalmente lo scontro di ieri pomeriggio tra 2 vaporetti in laguna. Probabilmente lunedì si saprà la causa dell'incidente nel corso del quale, lo avevamo detto ieri, il nostro telegiornale è rimasta ferita una turista. Siamo in attesa di vedere i filmati delle telecamere della polizia locale. Lo faremo, visioneremo questi filmati lunedì. E poi cercheremo di capire esattamente la dinamica dell'incidente. Così il direttore generale del CTV, che anticipa il previsto incontro di inizio prossima settimana dell'azienda nella Smart Control Room della polizia locale al Tronchetto, anche con la Capitaneria di Porto, per capire quale sia stata la causa dell'incidente tra i 2 vaporetti in cui è rimasta ferita una turista dopo che si sono scontrati frontalmente all'imbarcadero delle Guglie a Venezia ieri pomeriggio. Per il vaporetto che arriva un motoscafo che va nella direzione opposta e un altro mezzo, quello di Ale Laguna, adibito al trasporto di persone da qui verso l'aeroporto, che parte. Insomma, il tratto di canale in cui si è verificato l'incidente qui alle Guglie è veramente molto trafficato. Di conseguenza per i mezzi CTV le manovre risultano essere in uno spazio molto risicato. Allora saranno le immagini di videosorveglianza che verranno visionate lunedì a dare una risposta al motivo dello scontro tra i 2 mezzi. Vaporetti che a causa della ristrettezza degli spazi si sono letteralmente incastrati, con la prua del 5.2 finita contro la cabina della linea 3, provocando la rottura dei finestroni, con la turista colpita al volto dalle schegge di vetro. È un incrocio abbastanza, dovrebbero mettere una specie di, non lo so, non dico semaforo, ma qualcosa che si possano vedere entrambi, perché c'è anche la Laguna, guardi, oltre che i vaporetti. È trafficato, ma non c'è mica soluzione, però si mettono meno battelli o cosa si fa? E naturalmente circolazione in tilt dopo lo scontro tra i vaporetti e un uomo perde il controllo per la troppa attesa all'imbarco e picchia un marinaio. Nuova aggressione alla CTV alle fondamente 9 con un marinaio picchiato dal passeggero rimasto a terra da Murano e che dopo aver preso il vaporetto successivo, sempre della linea 3, dopo mezz'ora di attesa, ha dato libero sfogo alla rabbia per essere rimasto a terra a causa del sovraffollamento, riuscendo a raggiungere il marinaio in sosta nella saletta utilizzata dal personale CTV. L'aggressione colpendo al volto ieri sera il povero marinaio, un ragazzo di 27 anni preso decisamente alla sprovvista dal passeggero furioso. Il marinaio è stato subito soccorso dai colleghi. L'aggressione dopo lo scontro di ieri pomeriggio tra 2 vaporetti al Ponte delle Guglie, quando una turista è rimasta ferita. Tratto del canale, quest'ultimo, dove la navigazione è diventata molto difficile perché gli spazi di manovra risultano risicati a causa del traffico acqueo diventato particolarmente sostenuto, specie al mattino. E adesso ci spostiamo con la cronaca fuori provincia, nel Padovano, con la tragedia che si è consumata le prime ore di oggi. Dopo una forte crisi respiratoria, forse causata dal Covid, è morto un bambino di soli 6 anni. È morto durante il viaggio in ambulanza da Codevigo al pronto soccorso pediatrico di Padova.
Francesco Pascetta, 6 anni, era stato caricato in codice rosso sul mezzo del 118 di Piove di Sacco. Una volta arrivati a casa del piccolo in località Conche, i sanitari lo avevano trovato senza conoscenza a causa di una severa crisi respiratoria. Quindi la corsa a Padova, dove l'ambulanza è arrivata alle 5:50 del mattino. Dalle informazioni fornite dall'azienda ospedaliera di Padova, da mercoledì 27 aprile Francesco era risultato positivo al SARS-CoV-2 a seguito di un tampone effettuato a Chioggia. È stato richiesto un riscontro diagnostico. Il magistrato ha disposto l'autopsia. Il piccolo avrebbe compiuto 7 anni il prossimo 11 maggio. E la direzione dell'ospedale di Chioggia ha avviato e svolto ogni opportuna verifica sugli accessi recenti del bambino presso la struttura per certificare la corretta presa in carico in quelle circostanze e per contribuire alla ricostruzione complessiva dei motivi che hanno portato al decesso. Lo rende noto l'ULSS veneziana dopo la morte del bambino di 6 anni. Corteo acqueo contro il passaggio delle grandi navi e contro nuovi scavi nella laguna di Venezia. I comitati ambientalisti hanno anche annunciato una nuova manifestazione alle Zattere per il 28 maggio. Si riaccende la battaglia sul passaggio delle grandi navi da crociera a Venezia. Dal 1 agosto 2021 il governo ha vietato il passaggio attraverso il canale della Giudecca fino al bacino di San Marco, ma la città e il suo fragile ecosistema non si esauriscono in questi due luoghi, sostengono i comitati No Grandi Navi e Ambiente Venezia. Una prima barcheggiata, come è stato ribattezzato il corteo acqueo partito oggi da San Trovaso, rappresenta solo l'aperitivo di una nuova manifestazione annunciata per il 28 maggio alle Zattere. La sentenza recente del TAR dà ragione a chi diceva no a Marghera e dà ragione a chi dice no alla folle idea di scavare il canale Vittorio Emanuele. Qui a Marghera le grandi navi non ci devono rimanere, non ci devono attraccare, le grandi navi devono rimanere fuori dalla laguna, è l'unica soluzione possibile per il bene di questa laguna e di questa città. L'impatto delle grandi navi è diffuso e sarebbe destinato a portare ulteriori conseguenze negative, sostengono le associazioni, se si rimettesse nuovamente mano al delicato equilibrio della laguna, come ad esempio con lo scavo del canale Vittorio Emanuele. Una vicenda, quella delle grandi navi a Venezia, resa ancora più intricata dalla recente sentenza del TAR che rimette in discussione il cosiddetto concorso di idee per la soluzione di approdi definitivi della croceristica. Elisa De Berti, vicepresidente della Regione e assessore ai trasporti e alle infrastrutture, vuole chiudere al più presto la partita di Veneto Strade, l'azienda regionale che ha da ieri un nuovo consiglio di amministrazione. Ma l'obiettivo è quello di far sì che i 1800 chilometri, al di là di chi pagherà le manutenzioni dei 700 chilometri riclassificati, rimanga comunque in capo a Veneto Strade. Così il vicepresidente del Veneto, nonché assessore regionale ai trasporti, sulla partita ANAS e Veneto Strade. Questione molto tecnica e che in sintesi riguarda la competenza della manutenzione di una parte dei 1800 km del patrimonio stradale gestito per conto della regione da Veneto Strade. Nell'operazione ANAS dovrebbe entrare in Veneto Strade con un 20% di quote per un valore di 1,6 milioni di euro e in ballo ci sono anche i costi dei lavori e delle progettazioni che Veneto Strade si sta accollando per quelle vie che, tornando statali, passeranno ad ANAS. Il blocco, all'attuazione concreta di questo progetto è dovuta alla natura di ANAS, che non è ancora chiara causa la sua entrata nel gruppo Ferrovie dello Stato, però con il nuovo amministratore delegato, l'ingegner Isi, abbiamo fatto una riunione un paio di mesi fa e abbiamo condiviso la necessità di chiudere il cerchio per poter anche dare attuazione al passaggio della viabilità formalmente ad ANAS. L'auspicio è che si possa arrivare a un punto entro quando? Allora, è un auspicio, una speranza e ormai ne parliamo da tanti anni, ma spero che entro l'estate si chiuda. Si era esibito in uno spogliarello durante la festa della donna, ora finirà davanti alla commissione disciplinare della polizia locale, protagonista un agente di Venezia. Probabilmente non aveva previsto che esibirsi in uno spogliarello in un locale pubblico di fronte ad una platea di donne che festeggiavano l'8 marzo lo avrebbe portato di fronte alla commissione disciplinare della Polizia Locale di Venezia.
La gente spogliarellista per una notte pensava tutto al più di essersi esibito tra amici. Oltretutto si trovava fuori dalla provincia di Venezia. Ma distanze e contesti hanno assunto un'importanza relativa in epoca di smartphone e un video inevitabilmente girato con un cellulare durante la performance ha altrettanto inevitabilmente iniziato ad essere condiviso in giro fino a raggiungere i confini comunali di Venezia e destare l'interesse di quelli che si definiscono uffici competenti del suo luogo di lavoro. Per gli agenti è infatti previsto un codice di comportamento da osservare anche fuori dall'orario di servizio, quando si dismette la divisa e che evidentemente non comprende la possibilità di uno striptease in pubblico. Intanto la voce della vicenda ha preso a spargersi in città. Il giovane, sostengono in molti, ha sostanzialmente solo peccato di ingenuità e probabilmente la vicenda si concluderà con una tirata d'orecchi. Le donne in nero della Riviera del Brenta si sono riunite per un sit-in contro la guerra e per dire no alle armi. Veglia silenziosa delle donne in nero del Miranese della Riviera del Brenta, con cartelli davanti al monumento al partigiano in piazza Martiri della Libertà a Milano. Dopo anni di silenzio il gruppo ha deciso di riunirsi per manifestare pacificamente contro la guerra. È un movimento di vecchia data questo qui, che dopo una ventina d'anni si è riconvocato di fronte al dilagare dei conflitti nel mondo e purtroppo nel corso dell'anno passato, dalla prima convocazione a quella di oggi, ne abbiamo visti di tutti i colori e gli episodi principali per cui ci siamo mobilitate nei mesi scorsi erano stati ovviamente il conflitto in Palestina e poi quello in Afghanistan, che si erano riacutizzati, o per meglio dire si erano riacutizzati nei media e nelle informazioni. Ovviamente l'invasione dell'Ucraina ha fatto precipitare una situazione gravissima anche in Europa e quindi noi abbiamo intensificato i nostri incontri. Il messaggio che le donne in nero vogliono dare è chiaro. Urgentissimo potenziare tutti i canali diplomatici di negoziato perché l'invio di armi può solo peggiorare la situazione. Di fatto da 2 mesi in qua noi stiamo assistendo a un'escalation sempre più esponenziale che ci preoccupa moltissimo. I carabinieri di Mestre hanno arrestato e portato in carcere una ragazza di 25 anni, ritenuta responsabile di vari furti e rapine. L'hanno intercettata a bordo di un bus Flixbus proveniente dall'estero davanti alla fermata della stazione di Mestre. A carico della donna c'era un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale per i minorenni di Bologna che ne disponeva la cattura e la carcerazione con pena di 7 anni e 4 mesi per reati commessi tra Ancona, Forlì, Cesena, Reggio Emilia e Pescara tra il 2013 e il 2017. Ulteriori accertamenti hanno appurato che la 25enne, con un nome diverso, aveva a carico un altro ordine di carcerazione emesso questa volta dal Tribunale di Firenze per una condanna a 8 anni e 4 mesi. Nel capoluogo era stata ritenuta colpevole di furti in abitazione e nei centri commerciali, oltre che rapine commessi tutti questi fatti nel 2019. Voltiamo pagina e torniamo alla vicenda della capanna artigianale costruita a Cabianca, costata una denuncia penale ad un pensionato ottantenne che l'aveva realizzata per far divertire i bambini. Ora scendono in piazza i cittadini con una raccolta firme per chiedere che la capanna possa essere mantenuta e dimostrare solidarietà nei confronti del suo costruttore. Una petizione popolare con una raccolta di firme per chiedere che quella capanna in legno artigianale rimovibile, allestita ai Murazzi in località Cabianca, all'isola di Venezia, possa essere mantenuta in piedi con una deroga, almeno fino alla fine dell'estate. Dopo il racconto dell'ottantenne pensionato ridense Attilio Busetto con il figlio Alessandro, scendono in piazza i cittadini. Rende bello il paesaggio ed è utile ai bambini perché i bambini giocano, socializzano, alle mamme che sono sicure. È una cosa utile, bella e così, e non posso testimoniare niente di negativo. Io so che all'inizio, non so, da anni, c'era nello stesso posto una capanna fatta con generosità, altrettanta generosità da una persona qua del Lido. Adesso era disastrata perché non viene più, o sta poco bene, non lo so, non viene più. Quindi era pericolosa, disastrata. È arrivato questo qua e l'ha messa a posto. Io sono venuta immediatamente, ho tutta la documentazione delle foto.
Gli autori sono molto preoccupati e tengono però a ringraziare tutti per la grande solidarietà che hanno ricevuto, anche in modo inaspettato, dalla popolazione. Ora parte la petizione. Circa 2000 messaggi in Facebook, molta solidarietà, e a tutti gli è piaciuta e hanno visto i passaggi dalla distruzione e dalla modifica dell'altra. È preoccupato adesso per questo verbale? Sì, sono preoccupato perché io vorrei buttarla giù e che non ci siano delle conseguenze per un atto ingenuo che ho fatto. È venuto lui con 3 vigili con le pistole a fermarmi, io mi sono fermato e dico: ma guardate queste sciocchezze, le ho detto, c'è tutto il mondo che va a rotoli, io cerco di aiutare sta signora a vedere il mare e voi mi impedite. È così. Io non sono più andato al comune perché è 40 anni che ho lavorato lì. Da oggi anche le bottiglie di plastica saranno certificate con una sorta di classe di merito nel rispetto dell'ambiente. Una nuova etichetta per comunicare la sostenibilità ambientale di bevande e bottiglie. L'obiettivo: sensibilizzare i consumatori al recupero del PET, il materiale riciclabile al 100%. Un modo per dire al consumatore che quella bottiglia ha una parte riciclabile molto elevata. Io l'ho soprannominato il progetto WS, sano dentro e sostenibile fuori. Progetto a disposizione delle aziende di tutta Italia, realizzato con il contributo di Confindustria Venezia, che ha presentato nelle scorse ore. Con la classe ambientale della bottiglia contraddistinta da un diverso colore, con quello verde scuro etichettato dalla lettera A e verde chiaro dalla lettera B, rispondenti ai maggiori criteri di qualità, al fine di favorire una immediata comprensione del dato che si traduce nella percezione di maggiore trasparenza e quindi di fiducia. Un progetto di squadra, un progetto che vuole dare delle indicazioni chiare al consumatore sulla qualità del prodotto, della bottiglia, perciò di quanto è riciclato, attraverso una cosa fotografica, semplice, come si fa nei elettrodomestici, la classe A, B, C, D con i colori. Siamo al basket con l'Umana Reyer che si prepara ad affrontare la partita di domani alle 20:45 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Mancano 2 giornate, ha detto coach Orogronata, quindi sono partite che contano per tutti. Noi abbiamo l'obiettivo di reintegrare i giocatori che sono stati fuori e che in questa settimana si sono progressivamente allenati. Il secondo è provare a mantenere questa 4ª posizione in tutti i modi, sapendo che davanti abbiamo una squadra in grande convinzione che ha conquistato con merito la salvezza e che punta ora ai play-off. Per noi sarà importante, continua De Raffaele, capire il ritmo che verrà fuori e poi, essendoci davanti i play-off, c'è anche l'obiettivo di arrivarci nella miglior condizione possibile, più che guardare al piazzamento e all'accoppiamento. Caorle protagonista di regate e Bolina per far ripartire l'economia. Cielo terzo, temperature miti e un benefico vento di nord-est intorno ai 10 nodi. Previsioni con cui ha preso il via la 200, regata che vede Caorle destinazione di grande rilievo per le manifestazioni veliche. Appuntamento prestigioso e organizzato con il Comune, assessorato allo sport e attività produttive, Confcommercio, Confesercenti e Federalberghi. Non soltanto vele e Bolina per il campionato italiano di offshore, ma anche opportunità per far ripartire il commercio e l'intera filiera economica del turismo con le sue attività ricettive. E dopo la 200 sarà la volta della 500 che vedrà coinvolti velisti, albergatori e ristoratori impiegati pure nella gara di cucina che animerà le banchine del Porto Peschereggio a fine maggio, prima dello start previsto sabato 28 maggio. Più di un centinaio complessivamente le imbarcazioni coinvolte che vedranno una platea internazionale approdare nel nostro territorio per conoscere non soltanto il mare ma anche i casoni tanto cari a Ernest Hemingway. Ed è tutto per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. Vi lascio come sempre alle previsioni meteo. Grazie per essere stati con noi. Buona serata. Autofficina Sandri, centro revisione auto, moto, quad e carrelli O1 O2. Affidati al nostro personale qualificato.
Benvenuti al Meteo. Anticiclone in indebolimento per il passaggio di correnti più fresche e instabili settentrionali. Weekend del 1° maggio con tempo instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto condizioni estremamente variabili, come vediamo, nuvolosità irregolare alternata a schiarite, specie al pomeriggio. Saranno probabili rovesci diffusi un po' ovunque, ma in esaurimento entro la serata. Temperature in lieve calo, minime comprese tra 8 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra i 17 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo nuvoloso con la possibilità di qualche pioggia. Nel pomeriggio possibili schiarite specie a ovest e sulla costa. Temperature minime tra gli 11 e i 14 gradi, massime sui 18-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui cielo coperto con temporali piuttosto diffusi, anche qui migliora entro sera. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 18 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autofficina Sandri è anche centro gomme altamente specializzato e officina meccanica. Ti aspettiamo a Marghera.